Amici podisti, ben ritrovati col nostro video diario di Coppa Friuli. Dunque, siccome sappiamo che siete impegnati negli allenamenti e vi state allenando con molta cura e molto impegno, oggi abbiamo pensato di darvi alcune dritte su come affrontare la preparazione, su come affrontare più nello specifico tecnicamente queste prove, e lo faremo con l'aiuto del tecnico federale Stefano Chiavai. Dunque Stefano, allora dacci qualche consiglio su come preparare la stagione. Adesso siamo all'inizio, la nostra preparazione tecnica, come dobbiamo un po' in generale allenarci. Allora diciamo che abbiamo appena trascorso il periodo invernale, nella quale si cerca di aumentare i carichi di lavoro a dei ritmi leggermente più blandi di quelli che si terranno poi nel periodo primaverile estivo. Innanzitutto perché si tende a fare chilometri, aumentare la distanza degli allenamenti magari a ritmi un po' più blandi, visto anche le temperature che d'inverno sono più rigide. Adesso, finito questo periodo di quantità, dobbiamo cercare di finalizzare, visto che ci avviciniamo appunto al periodo agonistico delle gare. Quindi generalmente le ripetute, i lavori lunghi si accorciano leggermente di circa il 15-20% e chiaramente si aumenta la velocità, quindi mentre prima facevamo le ripetute magari sui 2000 metri, sui 2 km, adesso accorciamo, facciamo ripetute sui 1000 metri, sui 400 metri, però chiaramente a dei ritmi un po' più veloci, quindi un po' più brillanti. Questa è la trasformazione del carico di lavoro invernale per arrivare con velocità in forma. Quindi potenziare la velocità in generale, la prima cosa. Sì, si velocizza, si accorcia le distanze delle ripetute, i lavori più corti però più veloci. Perfetto. Niente, adesso entriamo nello specifico, invece come dobbiamo affrontare tecnicamente, agonisticamente le gare di Coppa Friuli, che ripetiamo sono gare abbastanza brevi, dagli 8 km e mezzo e 9 sono comprese, la più lunga 10 km, quella di Udine comunque sono relativamente brevi. Come dobbiamo impostare mentalmente la nostra tattica, dai, diciamo così? Allora, innanzitutto, oltre alla tattica, io partirei dal riscaldamento, perché secondo me, essendo una gara breve, bisogna partire subito a dei ritmi abbastanza brillanti. Quindi il riscaldamento è importante perché dobbiamo preparare il nostro fisico a uno sforzo immediato e molto intenso. Quindi curare molto bene il riscaldamento. Io farei per una gara di 8 km almeno mezz'ora di riscaldamento prima, nella quale si inizia magari a fare un 5 minuti di corsa lenta, fare un po' di stretching, poi fare 20 minuti di lento, finire gli ultimi 5 minuti un po' in progressione, quindi già scaldare molto bene il motore, quindi farlo andare abbastanza su di giri, certo. E concludere con 5-6 allunghi da 50 metri belli tirati da far girare le gambe, proprio nelle immediate vicinanze della partenza. La gara, è chiaro, sono ritmi molto veloci, Coppa Friuli sono le gare più importanti della regione. Tattiche sarebbe da partire forte e andare a tutta. Chiaramente, specie i primi chilometri, magari cercare di non farsi prendere troppo dall'ansia da prestazione, perché se si accumula molto acido lattico poi la seconda parte della gara si paga. Però nemmeno rimanere troppo indietro, perché poi l'ideale chiaramente sarebbe di riuscire a mantenere una velocità costante dal primo all'ultimo chilometro. Quello sarebbe l'ideale. Certo, non è sempre facile perché ci si lascia prendere dalla foga, la partenza, tanta gente, però almeno i primi 2 chilometri, così cercare un attimino di gestire un attimino le forze, e poi nella seconda parte, perché generalmente chi è partito forte poi paga, e andare in recupero anche dal punto di vista psicologico, certo. È incentivante per la prestazione. Cioè, se invece si vede che verso la fine non si riesce, ci si demoralizza un po', se invece si vede che si sta recuperando, allora anche dal punto di vista psicologico siamo incentivati ad andare ancora più forte. Ecco. Dunque è importante anche soprattutto il prima, partire con i muscoli ben caldi, quella è una cosa fondamentale, quindi ricordatelo, non dimenticatelo, perché si può rischiare magari anche qualche per non farsi male, che è la cosa più importante. Bene, ringraziamo Stefano per questi consigli, mi raccomando, memorizzate tutto, fate tesoro di quanto ci ha detto, buoni allenamenti e vi do appuntamento al prossimo video. Che gente!
facci firmare. Il coach è l'unico che fa il 6.